Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Ilaria Bandini. Ilaria è stata una mia collega di lavoro, lei si occupava della parte social, ma già allora mi raccontava della sua grande passione per i cani, tanto da aver fondato un'associazione che si occupava di raccoglierli da strada e sistemarle nelle famiglie. Oggi questa sua passione è diventata un'attività, un lavoro vero e proprio, in quanto ha fondato, credo, un'attività imprenditoriale ed è lei una addestratrice cinofila. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ma ciao! Ciao bella! Da quanto tempo! Vita. Come stai? Bene, tu? Bene, grazie. Che bello che c'è caldo. C'è caldo, vero? Ma posso Lo metti svapare? questo? No. Sì, certo. Svapare, se non puzza come una schifezza, sì. Che tipo di svapo è? Alla menta. Va bene. Non tu, quello che esce fuori. Sì. Perché c'è uno svapo che io non sopporto. L'Aicos, sicuro. No, aspetta. No, al contrario. Guarda, è una cosa odiosa. Sa di puntini puntini. No, adesso te lo faccio sentire, aspetta. Ok. No, odore, non dirmi che ha odore perché non ce ha l'ha. odore questo. No, te lo concedo perché sei tu. Ma poi tu fumi, Di qua no? si può passare? No, è chiuso. E cosa ho Credo. fatto? Non è indietro? Ok. Mi sa di sì. Ok. Come ci sei finita qua? Da sola abito, ovviamente. Sì, abito da sola col mio cane. Col tuo cane. Eia. Che bello. Perché... No, perché è giusto andare via da casa, ci mancherebbe. No, ma dico, fin qui sì. ho trovato un buon rapporto qualità-prezzo. Esatto, sì, ho trovato un'ottimissima offerta e poi io dovrò guardare... Aspetta, non devi dire niente che non vada bene, stiamo registrando, sei lì, lo sai, l'hai capito? Devo stare Ok. attenta Ma che io molto. inizio a parlare. Non dire nomi che tu sai. Ok. Riferimenti. Possiamo Ok, perché parlare- noi poi abbiamo una cosa in un comune. sacco di segreti in comune, quindi... No, segreti no, però sono cose ovviamente non si fa, non si che fa. non voglio far sapere. No. Però possiamo comunque accennare senza senza- Ok. come elementi d'esperienza. Esatto, ok. Ok. Dicevi, sei arrivata qua perché? Perché io stavo cercando casa, Guidami perché non so ma tu dove vuoi andare? Qual è lo... 131. Allora, il mio senso dell'orientamento... Oddio mio. Cagliari. Da che parte andresti? Ok, a sinistra. Ok. E poi ci penso io. Poi vedi a sinistra di nuovo, secondo Ok, me. no, ce la faccio, ora ho Ok. capito. Dicevi? Sì, stavo cercando casa da comprare perché... Addirittura. Sì, questa è mia. No, Eia. che brava. Eia. Grande, bella soddisfazione, Molto, ciccia. molto. Porca miseria. Mio Quanti anni hai desiderio... per la cronaca? Ne ho fatti 28 il 7 novembre. Brava. Sì, grazie. Sono Mutuo molto felice. lungo? Di 30 anni, Ok. quindi No, sì. ci sta. Vabbè, è prima casa, mutuo prima casa, quindi... A 30, 58 sarà tua. Definitivamente. Sì, No, vabbè, esatto. vabbè. Ah, ok, perfetto. Bene, quindi cercavi casa e hai... Sì, cercavo casa. Allora, la verità è che all'inizio io stavo guardando per andare in affitto, perché essendo libera professionista inizialmente non credevo di riuscire a comprare. Ok. Complici di brutto anche i miei genitori che sono stati di grandissimo aiuto. I miei genitori. Ovvio, vabbè, un minimo che hanno Sì, aiutato, immagino. sì, dal punto di vista poi Gran anche... belle persone. Grazie! No, ma lo dico a priori perché li conosco, o meglio conosco solo tuo papà. Sì. Tuo babbo o tuo papà? Papà, per me è papi. Papi, tuo papi anche io. Mio papi. L'aiuto è fondamentale, però... Sì, anche perché dal punto di vista burocratico, logistico, io non avevo idea, cioè non avrei avuto idea, loro mi hanno proprio, soprattutto mia mamma, fortissima nella selezione delle case, perché ne abbiamo viste tante. Siete andati in giro a cercarle? Sì.
E poi alla fine io quello che cercavo era una casa con un minimo di indipendenza, che non fosse troppo sperduta, quindi sono insomma piano terra, sì nel condominio, però comunque un po' disparte, e con uno spazietto esterno, e l'ho trovata, quindi sì. Ma perdonami, io non so, adesso dopo mi racconti bene cosa stai facendo, anche se io ti ho presentata prima, ho fatto un incipit, io ho detto dite due cose, nel senso che uno, abbiamo lavorato insieme un periodo, ci siamo, non dico conosciuti, ma ovviamente sì, conosciuti Certo. lavorando insieme. Già allora tu avevi un'associazione di volontariato, raccoglievate Sì, tuttora. abbandonati, tuttora lo fate. Esatto, la strada verso casa, io sono la presidente della strada verso casa. E poi adesso ti sei messa a lavorare, giusto? Esatto, Hai fatto un'attività imprenditoriale. Esatto, sì. Di addestramento cinofilo? Educazione cinofila, Educazione. sì, io sono educatrice, Ok. mi occupo di educazione e rieducazione cinofila. Sono sordo, te lo sei dimenticata? Mi occupo, è vero. Devi alzare il Io volume. sto proprio chiacchierando come se non ci fosse Ma non davanti. c'è nulla, però alza il volume che non sento un tubo. Loro Allora, magari sentono, io no. sono educatrice cinofila, mi occupo anche di servizi di dog sitting, Ok. asilo per cani, Ok. pensione casalinga per cani, Ok. a volte anche per gatti. Ma tutto però, ciò lo fai in un altro posto? allora, in 2 sedi. Ah, due sedi. Non dirò di preciso la posizione, però diciamo nel Sud Sardegna lavoro in 2 sedi diverse, Sì. faccio parte di uno staff di un centro cinofilo già esistente da un po', e in più sto costruendo la mia realtà, quindi il mio Ok. campo. No, perché la domanda che mi veniva subito da farti, ma non hai pensato di cercarti una casa con terreno per farti già l'attività? Allora sì, però vabbè, a parte che sarei dovuta andare in campagna sperduta, perché comunque Non ci sono... no, ma poi in città, cioè io faccio pensioni casalinghe, ma tengo comunque un cane alla volta, 2 cani alla volta tieni al a casa? massimo. Sì, a casa, quando magari i proprietari sono in Vanno vacanza, via. esatto, però in un contesto comunque cittadino, Certo, perché non ok. puoi... No, E lo immaginavo poi, come luogo dove fai anche addestramento, educazione. no, ma poi mi sarei portata il lavoro a casa più di quanto già non faccia. Ok. Cioè preferisco uscire, andare al lavoro, farmi le mie ore di lavoro, poi tornare a casa e avere il mio... Tuoi spazi. Sì, perché comunque poi mi sono accorta, questa per me è la prima volta che faccio un lavoro imprenditoriale totalmente, e mi sono accorta di quanto devo essere io brava a prendermi del tempo libero, inteso come, ma poi tu lo sai meglio di me, Qualcosina. libero inteso proprio anche di testa. Stacco Sì, totale, ok. e non è facile, perché comunque ho iniziato da poco, quindi mi rendo conto, a volte magari mi guardo indietro, guardo le settimane che ho fatto e dico ok, ma io non ho avuto un giorno libero, veramente un giorno libero, cioè, perché poi lavoro anche nel weekend. Sì, esatto, e infatti per questo mi è stato utile avere subito un telefono di lavoro, quindi un numero che uso solo per lavoro, e mi obbligo a metterlo da parte in determinati momenti, perché quando invece me li porto tutti e due e dico vabbè, così al bisogno, passo il tempo a lavorare, a rispondere a chiamate, messaggi, no, allora ho detto no. Anche no. Ok, sì, mi obbligo proprio per forza. Brava. Quando hai iniziato? Allora, l'attività da sola propriamente verso marzo, da poco. Del 2025? Sì, però io già lavoravo da qualche anno in un centro cinofilo, okay. Sì. Okay. Però poi ho iniziato a mettermi un po' più in proprio, tra virgolette, quindi iniziare ad avere... Perché fra virgolette? Sei in proprio? Sì. Però... Ma ci sono mezze misure? No, nel senso che comunque lavoro anche ancora nel centro nel senso cinofilo. che facevi, ok, 2 cose. Esatto, e in realtà mi trovo talmente bene, sto talmente bene lì, che continuerò a fare un po' e un po'. Okay. Cioè lavorare per conto mio, ma anche nel centro cinofilo, che tra l'altro posso dirlo, si chiama Quelli che il cane. Puoi dire quello che ti pare, sì. Consapevolmente. Esatto. Quelli che il cane. Mamma mia, posso parlare io di Quelli che il cane?
quelli che il cane lo prendono per hobby, quelli che il cane lo prendono come soprammobile, quelli che il cane lo prendono e poi se ne dimenticano, quelli che il cane poi lo abbandonano. Vado davanti? Non lo so, Un'associazione. C'ho una rabbia io addosso, non la rabbia canina, un'altra. Perché è diventato quelli che il cane è moda, punto. Sì, è quelli vero. che il cane è boh. Sì, è Scusami, vero. Sì, di situazioni allora ne Perché vedevo mi sono chiamati tante. così? Cioè mi danno un là pazzesco. Robby, io non c'entro niente. Robby, perché hai chiamato quelli che? Spiegamelo, posso invitarlo? Certo. Ma che bello, Roberto. Robby sarebbe, secondo Roberto? me. Chi è Robby? No, Roberto, non posso fare, Roberto. devo avere il consenso per dire anche Allora, il Roberto, cognome. sei invitato. perché Roberto quelli sei che io invitato. sono Allora, curiosissimo. Roberto sì, è Immagino che li ami i cani, ovviamente. assolutamente. Roberto è il responsabile di quelli che è il cane ed è stato Quelli che... un maestro per me, quindi possiamo solo che ringraziarlo e invitarlo. Sei invitato ufficialmente. Sei ufficialmente invitato. Se non questa stagione, la prossima, perché devo chiudere la prima, perché ne ho talmente tanti che voglio Sì. farli all'interno di... Ma te la posso fare io una domanda, anche se Non sei puoi. tu che... No, non posso. Sì, sì, una e basta. Una e basta. Io perché non dobbiamo parlare di me. Vai. Ok, come ti è venuta in mente questa idea? Oddio Sono mio. curiosa. Te le guardi Ma tutte? perché è una figata, cioè Vero? proprio... Sì, sì. Vabbè, poi te la Mi rivedrai. piace. Prima di dire che è una figata, devi dire se ti va Ovvio, bene quella che ti ovvio. va. Quando la finiamo, poi io te la mando e tu mi dirai, puoi pubblicarla. Ah, Non è ok. niente di... Ah, vabbè. Ok. Se ti ascolti le altre, quando avrai voglia, c'è la spiegazione l'ho di sentita. tutto. Ok, c'è la spiegazione di tutto. Sì, lei non è stata imboscata, cioè non è un'imboscata per lei, perché comunque io l'ho invitata, a prescindere eri in un elenco, eri in un elenco, Ah, sì? te lo giuro. Poi non l'ho portato con me, ma eri in un elenco Ok. delle persone a cui pensavo che pensavo di invitare. Mhm. Poi quando ho mandato in giro il link qualcuno mi ha risposto con molto piacere, quindi ho detto ma vuoi fare una passeggiata così? E lei mi ha detto subito di sì e quindi Certo. grazie che hai accettato al volo. Grazie a te. Ci abbiamo messo un casino per trovare l'incastro. Sì, è vero. È un macello. È Ok, vero. andiamo avanti. Quindi quelli che il cane, tu collabori con loro da quanto tempo? Un paio d'anni? Sì, un paio d'anni e poi esatto, ho iniziato diciamo a mettermi in proprio e quindi iniziare ad avere la mia realtà soprattutto anche grazie ai social, perché poi io ho iniziato a sponsorizzarmi sui social più o meno, adesso io non mi ricordo quando sono stati i primi contenuti, però prima Ma li dell'estate. facevi per quelli che? I No, contenuti? Per te? sì, Ilaria Bandini Dog Trainer, è il profilo da cui mi hai seguita anche tu. Ok, ora come ti chiami? Hai un nome? Ilaria Bandini Dog Ma Trainer. brava. Ma sai perché? Eh? Perché questo si chiama personal branding. Esatto, sì, Brava. sì, sì. Brava. Sì, io Approvo. non sono sola a fare quello che faccio sui social, pieno. no, dico nel senso che mi aiuta Ah. Chi? Memo, Matteo Mameli. Altro spoiler. Lo conosci? Matteo. Matteo Mameli, no? Chi è? Memo, l'attività di content creator che mi aiuta nella gestione dei social. Io lo conosco. Scusate. Hai fatto le call con lui? Le call. Posso dirlo? È il mio fidanzato. Ah no, vabbè, ok, ciao. Non so se si può Ciao, dire. ciao. Non sono al... Io ho cercato di fartelo capire, però lo Vabbè. diciamo. Ok, Mi aiuta lui. Ti aiuta lui, benissimo. Perché lui ovviamente si occupa di quello e quindi mi ha aiutato lui Ma poi a... sono d'accordissimo con quello che dici, che ti fatti aiutare Sì, da un altro, anche se tu sei capacissima da sola. ma non quanto lui, non... A prescindere, bravo, ma dico, Sì. cerca sempre di dividere, concentrati su quello che è il tuo lavoro, Esatto. perché per te è più difficile. Ok, vai. Sì, anche perché sì, lui ha iniziato ad aiutarmi. Allora, l'idea di crearmi i profili social, perché io dicevo, vabbè, Ma tu non avevi già il inizio... profilo con a casa, scusami, l'associazione? L'associazione è una cosa, però quello è volontariato, io da lì non guadagno nulla e faccio la volontaria. No, facevi già il volontariato, cioè, vabbè, nel Sì. senso che tu facevi già per il volontariato, seguivi tutti i Sì, profili. mi occupavo, adesso c'è un team social, quindi un team di volontari Ok. che se ne occupano e io diciamo
Diciamo che la strada verso casa io la gestisco, la dirigo dal punto di vista organizzativo, collaborativamente per tutti gli aspetti, però mentre i primi anni eravamo poche e quindi avevo veramente le mani dappertutto, adesso essendo diventata una realtà un po' più grande gestisco ma ho delegato tanto. Brava. Quindi adesso c'è un team di ragazzi che gestisce i social dell'associazione. Perfetto. Tra cui anche lui. Infatti noi ci siamo conosciuti nell'associazione facendo volontariato insieme. Bello. E quindi lì è stata sua l'idea, perché lui mi ha detto ma inizia a crearti i tuoi social, cioè è stato lui che mi ha spinto e mi ha detto ti aiuto io. Io all'inizio dicevo no, aiuto. Io mi vergognavo tantissimo. Dicevo, ma perché lui giustamente quello che mi ha detto è devi farti conoscere tu, non solo il lavoro che fai, ma tu, quindi parli tu, spieghi tu, racconti tu, perché lui poi veniva ad assistere a diverse lezioni mie che facevo con i clienti, diceva cavolo è fighissimo, è super interessante, sì brava, io oddio. Da lì in poi ho detto ok basta, mi lancio, mi affido a lui. Per cui, se l'avessi fatto da sola non avrei magari neanche avuto il coraggio di pubblicare tutto. Ci vuole qualcuno che pubblica, ho pubblicato. Capito, qualcuno che mi dica no, funziona questo, hai fatto questo. Sì, perché io altrimenti trovo mille... Funziona. Sì. Dimmi come hai fatto, che passaggio hai fatto per diventare educatrice cinofila? Quello è la prima cosa che mi viene in mente da chiederti dopo che ho visto quello che hai pubblicato, che avete pubblicato ho visto un sacco di video, ragazzi, meravigliosi, anche cose molto particolari come la ricerca del premio. La ricerca olfattiva, sì. Bellissimo, oppure no, niente, hai fatto un sacco di cose, ma dimmi come sei arrivata e che tipo di formazione hai pensato di fare, immagino. Sì, allora io ho iniziato, tieni presente che l'associazione La Strada Verso Casa è stata per me la maestra, proprio, sia avere il mio cane e informarmi comunque per la gestione del mio cane, ma sia anche avere l'associazione, perché io poi lì a me capitava di recuperare cani magari in condizioni dal punto di vista comportamentale sì, complicate, e quindi lì dicevo ma come mi muovo qua? Aggressivi. Sì, è capitato qualche cane mordace e soprattutto partendo dagli errori che ho fatto io nella gestione, perché ero solo una volontaria, quindi dicevo provo così, provo cosa, sbagliando. Mi sono messa a studiare, mi sono messa a leggere, a seguire qualche corso, qualche webinar, quindi già da anni prima io. Poi ho fatto proprio la scuola di formazione vera e propria da Mi Fido di Te. E dove sta? A Quartu, Flumini di Quartu. Scuola che personalmente straconsiglio, perché veramente è stata una figata, mi sono divertita e poi mi ha proprio aperto un mondo e ho fatto alla fine 1 anno e mezzo, quasi 2 anni. 2 anni di scuola? Tra tirocinio, esami, eccetera, sì. Esami, quindi sei diventata proprio educatrice cinofila, professionista? Sì. Certificata? Esatto, certo, Bello. sì. Ma esiste proprio non dico un albo, ma una certificazione come? Sì, però diciamo che non è un lavoro riconosciuto come gli altri lavori al momento, nel senso che ci sono persone che magari anche sui social capita sono educatrice cinofila, sono educatore cinofilo, poi effettivamente no, magari hanno fatto un corso online. Hai detto bene educatrice, ma io ho detto addestratrice, non c'entra nulla? Allora, sono due cose un po' diverse, nel senso che addestrare un cane significa rendere destro un cane, quindi insegnargli, diciamo così, delle competenze addestrative. Riguarda, può far parte anche del mondo dell'educazione, diciamo che coesistono le due cose, però l'educazione è proprio, l'educatore cinofilo è una figura di intermediario di relazione tra quello che è il partner umano, quindi il proprietario, e il cane. Quindi diciamo che quello che faccio io è aiutare il proprietario a capire il suo cane, perché comunque
molto spesso noi siamo abituati a pensare che siccome il cane è l'animale domestico per eccellenza nella nostra società, vabbè, io ho sempre avuto cani, quindi me lo so gestire. Sì, però sai veramente leggere quello che ti dice, no? Essendo una specie diversa, sai tradurre la sua comunicazione a modo tuo, sì, cioè nel senso secondo quelle che sono le tue idee, le leggende, i miti, no? Che hai. Però poi effettivamente stiamo parlando di una specie completamente diversa, quindi ha cioè, la sua comunicazione, il suo linguaggio, le sue modalità di espressione, sì, che sono completamente diversi da quelli umani. C'è un filo conduttore unico, nel senso che tutti i cani hanno un modo, diciamo, base di comunicare e poi le varie razze hanno comportamenti diversi, oppure esiste proprio che hanno anche modi di comunicare diversi? Sì, cioè allora, da razza a razza, dico. Esiste, la comunicazione del cane è una. E si basa sui segnali. Diciamo che secondo me per chi è alle prime armi, cioè se mi è capitato di dire da poco questa cosa, io consiglio sempre di leggere un libro di Turid Rugas, che non credo di pronunciarlo benissimo perché è norvegese, è un'educatrice cinofila norvegese, che si chiama I segnali calmanti. Bello. Ok, il cane comunica attraverso i segnali calmanti, che sono cioè delle modalità di espressione con cui il cane, diciamo, che cerca di intervenire in situazioni per calmare se stesso e gli altri, perché di per sé il cane in natura è un animale pacifico, quindi che cerca di evitare i conflitti, no? Poi capitano i conflitti, ovviamente. Quindi diciamo che i segnali calmanti sono la base della comunicazione del cane. Poi ogni cane li utilizza in modo diverso. Ci sono cani, soprattutto nel contesto urbano, che anche perché condizionati dall'essere umano non li sanno utilizzare, non li sanno leggere nell'altro cane, no? E da qui poi, infatti, cioè fra cani dici si comunica, può capitare. Comunicano in un certo modo. Sì, esatto, però può capitare che non siano totalmente. Quindi tu insegni a un cane anche a leggere i segnali dell'altro cane? Sì. Come Kiko fai? Allora, diciamo che cioè non è esatto, nel senso che quello che faccio è insegnare al proprietario a leggere il suo cane e far fare al cane delle esperienze che migliorino la sua comunicazione, okay, qualitativamente parlando, ok? È chiaro che se si parla di un cucciolo è molto più facile riuscire a non insegnargli a comunicare, perché comunque la comunicazione del cane per il cane è quella innata, però incrementare le sue competenze comunicative attraverso magari delle esperienze qualitativamente alte con altri cani competenti nella comunicazione, no? Noi ad esempio al centro cinofilo dove lavoriamo molto con i cani dello staff, quindi i cani con cui lavoriamo sono dei cani che molto spesso ci fanno da traduttori degli altri cani, ok? Quindi io li inserisco in contesti con altri cani che magari hanno un modo di comunicare più fragile, riesco tramite loro, che invece sono più competenti, a capire e a aiutarli a sollevare un pochino. Una sorta di dog co-trainer tuo. Sì, aiuta, sì, un assistente. Sì, diciamo che non c'è niente di meglio di un cane per capire un cane, secondo me. Cioè io sì, ho iniziato a lavorare così e continuare a lavorare così. Cioè per me fare un percorso educativo o rieducativo di un cane senza mettere in mezzo altri cani che mi diano una mano è... E questo come l'hai scoperto? Te l'ha insegnato questo libro oppure? Con l'esperienza, Con l'esperienza, sì, con l'esperienza. Ma è una tua idea, una tua teoria o te l'hanno No, ci sono tanti, sì, ci sono tanti educatori che lo fanno e tanti educatori che non lo fanno. Quindi una sorta di linea, diciamo, corrente di pensiero potrebbe essere. Okay. Sì, ci sono tanti modi. C'è un'evoluzione quindi nella educazione cinofila? Sì. C'è stata una sorta di evoluzione esperienziale, cioè è diventato una sorta, a parte quasi una scienza, oppure lo è proprio? Sì. Ma diciamo che allora in Sardegna
senza voler generalizzare in alcun modo, però siamo molto indietro nella Molto. cinofilia rispetto... Chi sono i più bravi in Europa, per esempio, o nel mondo? Beh, io sono di parte, ti ho citato Turid prima, io ho iniziato Norvegia. studiando da lei, quindi per me sì, Norvegia, cioè la sua scuola è proprio... Top. Sì, per me sì, è un Ti metodo... metti di andarci? Mi è venuto in mente di andarci e quest'anno probabilmente ci andrò e soprattutto io in realtà la conosco, nel senso che io, questo è uno spoiler gigante, Te li faccio fare. sì, perché tanto poi tra poco uscirà anche questo sui social. In realtà io la conosco, nel senso che io ho iniziato a studiare dai suoi libri. Cosa è successo? Che poi quando ho iniziato a studiare dai suoi libri, lo sai che io sono molto curiosa e assillo molto se voglio delle informazioni. Rompi le scatole. Esatto, cioè sono affamata di conoscenza quando una cosa mi interessa. Quindi io ho iniziato a cercarla su internet dappertutto, ho iniziato a cercare il suo contatto ovunque, gli anni precedenti, finché a un certo punto non sono riuscita a beccarla. E gli ho detto, voglio conoscerti, insegnami quello che sai. Cioè Lei è disponibilissima. Sì, ed è stata una figata pazzesca perché sono un paio d'anni che io la sento. A breve uscirà qualcosa che faremo insieme. Per me questa, cioè, no, ma non è un onore di più proprio. Più. Cioè, un'opportunità. Sì. Ecco come usare il web e i social, questo sì. è il modo intelligente, perché, piccola parentesi mia, ai miei tempi, alla sua età, zero, cioè si andava a fare le fiere, si prendeva la nave, l'aereo era impossibile, l'unico modo di raccogliere informazioni per attrezzature, macchinari e tecnologie era fare le fiere, che erano ovviamente costose per poterci andare, poterle fruire, bisognava andare appunto fuori, o in continente, bisognava prendere appunto la nave, le informazioni erano cartacee e basta, quindi devi andare proprio a raccogliere fisicamente, eccetera eccetera. Oggi con un click vai dove vuoi e sei quello che vuoi, basta che dietro ci sia una vocazione, un interesse. Sì, perché non è stato facile mettermi in contatto con lei, anche perché non lei è in importa, pensione. ma avevi l'obiettivo, è in pensione la signora. Sì, lei è in pensione, quindi è rimasta colpita perché cioè, tu mi scrivi dalla Sardegna, io non sto più lavorando, no, ma io voglio parlare con te, cioè io, perché poi lei mi ha messa, allora lei mi ha messa in contatto con diversi suoi collaboratori un po' da tutto il mondo. Io ho conosciuto una persona che lavora con lei in Svizzera, a Chicago, diversi centri cinofili che ha creato lei o comunque con cui ha collaborato nella realizzazione, e io gli ho detto, cioè io ovviamente ho conosciuto poi anche tutte queste persone, professionisti incredibili, e ho preso tanto da loro, mi hanno dato tantissimi consigli, suggerimenti, però poi io volevo parlare con lei e quindi ci siamo sentite, abbiamo parlato e alla fine abbiamo preso confidenza. Sì, ci siamo un po' affezionate, io sicuramente. Lo sai, l'età precisa non me la ricordo. 70? Più o meno, forse. E lei proprio in pensione non fa più nulla? La figlia lavora. Ha preso in mano la figlia? Sì, non mi ricordo l'età precisa, quindi non voglio dire una cavolata, però sì, è grande ma è toghissima, ha qualche problema di salute, quindi lei anche per quello ha smesso adesso, perché sì, è grande. Mi ha ospitato, cioè mi ha invitata ad andare da lei, ma anche qualche suo collaboratore, e quest'anno lo vorrei fare. Però lei ha un metodo suo, unico, particolare, speciale? Diciamo che lei è quella che ha iniziato a parlare tra i primissimi, se non la prima, di segnali calmanti. Cioè lei ha proposto un metodo nuovo per quanto riguarda la cinofilia in diversi aspetti. Noi, quando dicevo che noi siamo un po' indietro, perché tu prima parlavi di addestramento, educazione. Allora, in Italia ci sono tanti addestratori, tanti educatori che però sono prevalentemente addestratori. Ok, quindi ma non è una critica verso gli addestratori, perché ripeto, comunque sì, ma poi le due cose, se fatte in maniera sempre rispettosa del cane, sono utili e belle, funzionali.
Però sì, lei ha proposto un metodo anche educativo gentile, lo chiamo io, cioè quindi un metodo rispettoso e comprensivo del linguaggio del cane, cioè il concetto è, non è che io sono il capo, il padrone, no? Come si dice, io non uso mai questo termine. Capobranco. Sì, io sono il partner umano del cane, quindi siamo collaboratori, io sono il punto di riferimento del cane perché lo sono, però coesistiamo in un rapporto di collaborazione, rispetto e fiducia reciproca. Qual è l'obiettivo da portare a casa? Capirsi e trovare un compromesso di relazione, cioè io penso ogni relazione interpersonale anche ha il suo equilibrio che è basato sempre su compromessi, quindi tu sei fatto in un modo, io sono fatto in un altro modo e dobbiamo, se vogliamo stare insieme, riuscire a trovare dei compromessi, un equilibrio. Con il cane è la stessa cosa, cioè molti proprietari pensano io ho preso quel cane, quindi deve fare come dico io, ma quel cane è un individuo, ha il suo carattere, la sua personalità, i suoi bisogni che sono diversi da altri cani, quindi cerchiamo, proprio perché tu hai preso quel cane, allora ti assumi la responsabilità di aver adottato o comprato quello che è un essere vivente che ha le sue caratteristiche, cioè diverse da qualsiasi altro, che a sua volta deve imparare a convivere con te, che anche tu hai le tue caratteristiche, certo. Perché noi pensiamo che il rapporto con il cane sia unilaterale, ma in realtà non è così, cioè anche il cane di noi ha determinati punti di vista, ok? Quindi cioè, quello che faccio io è aiutare il cane a capire il proprietario e il proprietario a capire il cane, proprio perché l'obiettivo è quello di riuscire a trovare un equilibrio che renda il più possibile sereni entrambi. Ho visto una cosa nei tuoi video, ho visto dei bambini a cui insegni a rapportarsi col cane, anche adulti. Quali sono, diciamo, non dico i migliori, ma quelli che hanno maggiore risultati? Tra adulti e bambini, dici? Sì. O non c'è questa differenza? Allora, è diverso nel senso che diciamo che il punto di partenza è sempre il genitore, cioè è l'adulto che poi ha scelto di prendere quel determinato cane, di accogliere il cane nella famiglia. Me lo prendi, poi è lui che deve dire va bene, ok, però tanto sa benissimo che è lui che poi dovrà pagare. Sì, la responsabilità è la sua, quindi quello che poi il genitore insegna al figlio. In un rapporto con il genitore, con l'adulto, dicendo questa è la situazione. Sì, diciamo che io quello che faccio è aiutare il genitore a capire anche che cosa il cane dice al bambino. Quindi della serie, guarda che quando tuo figlio o tua figlia fa questa roba il cane è a disagio, ad esempio, no? Quindi poi a quel punto parlo anche col bambino, con la bambina e spiego, ok, questo è il comportamento adatto, cioè guarda che il tuo cane ti sta dicendo sta roba qua, troviamo un'alternativa, anziché giocare a tirargli la coda, giochiamo a fare un gioco dove entrambi ci divertiamo, no? Ok, parlando. Sì, cioè chiaramente poi bisogna mettersi nei panni del bambino e cercare di capire che non è sempre semplice, non è sempre automatico, però sì, la figura del genitore su questo è molto importante. Ci sono proprietari di ogni tipo, clienti di ogni tipo. Molti sono delle sfide, cioè proprio perché poi la parte difficile del mio lavoro è quella, come nella maggior parte dei lavori, avere a che fare con persone di ogni genere, non tanto con il cane. Tu accetti tutti? Sì, la selezione? Sì, accetto tutti, sì. Okay. Poi chiaramente più o meno fatica, diciamo. Sì, io sono molto onesta, nel senso che sulla base di chi ho davanti, cane e proprietario, io dico sempre, se cioè non avrete, questo lo dico sempre al primo incontro, prima ancora di fare un preventivo, in modo che poi loro siano liberi di scegliere sì, inizio o non inizio. Cioè qua non siamo qua per lavorare con una macchina, con un oggetto, cioè non vi dirò mai venite da me, risolviamo tutti i problemi. Il cane non è un problema, cioè qua è una questione di relazione, di rapporto, lavoriamo sul rapporto. Quella che sarà la percentuale di miglioramento dipende da tante cose. Esatto, la scopriremo strada facendo.
ci faremo sorprendere in un modo o nell'altro, quindi è importante che ci sia un impegno di tutti, un impegno da parte del cane, che noi faremo in modo che ci sia, agevolandolo con delle strategie, cercando di farlo sentire a suo agio, eccetera, un impegno da parte vostra e da parte mia e quant'altro. A seconda del proprietario ci sono dei risultati che più o meno diversi, oltre che a seconda del cane, l'età del cane, il vissuto del cane, La però razza? anche Ma è importante, la razza è molto determinante? O sono tutte... Ah, bello, mi piace questa cosa, che è vero che le razze determinano i caratteri. allora sicuramente allora, ci sono molte caratteristiche, cioè io se in faccia posso passare? Certo. Ok. Perdonami, vedo che ti piace il sole. Io così. Non vedevo. No, ci sono delle caratteristiche di razza importantissime da tenere sempre ovviamente in considerazione quando si lavora con un cane, ok? Però ci sono anche quei proprietari, mi è capitato un incontro in particolare che non mi posso dimenticare, di un proprietario che è venuto da me con un barboncino. Ok. La prima cosa che mi ha Piccolo? voluto chiedere, Piccolo? sì, Un anno, cucciolo, 6 mesi. sì, cucciolo di barboncino. La prima cosa che mi ha voluto chiedere è: quanti barboncini hai seguito fino ad ora? Quanti Cioè, barboncini hai visto? Vabbè. Io quello che ho detto è stato: quanti barboncini ho visto io può essere importante fino a un certo punto, perché il tuo barboncino È diverso. È mo tuo. adesso non voglio dire il nome del cane, facciamo un'idea, mettiamo che si chiamava Billy. Billy, ok? Io dicevo Billy è Billy, Certo. cioè se poi c'è Fuffi, l'altro barboncino è Fuffi ed è un'altra roba, quindi ovviamente noi teniamo conto di quelle che sono le caratteristiche di razza ed è importante anche La conoscenza, la percezione sì, di tutte le certo. razze, di capire. Certo, assolutamente, però non è la cosa fondamentale, a differenza di quello che invece, soprattutto in Italia, soprattutto insomma a seconda di... soprattutto se... Mamma mia, è difficile dire certe cose. Perché non taglio, fa affari i tuoi, non ti faccio taglio. No, perché cioè poi Ah, non è così, fuori dall'Italia non è così, capito? Ah, Se in io Italia- parlo con Turid, non ne parla di razze, non è capito? proprio contezza. Arriva Billy ed è Billy, leggiamo Billy, andiamo a tradurre Billy, che poi ci sia una parte dove no, io come figura professionale allora insegno al proprietario a conoscere da dove viene il suo cane, quindi cioè la sua storia è questa, le sue caratteristiche di razza sono queste. Va bene, è importante, perché comunque ci diamo anche delle spiegazioni a determinate cose, però Cioè tu mi stai dicendo che un cucciolo di dogo argentino non necessariamente è aggressivo? Eccola la risata. allora... Vabbè, io faccio domande stupide. No, assolutamente. Allora, l'aggressività è una dote naturale che appartiene a tutti i cani, ok? Il livello, il grado di aggressività poi è soggettivo e dipende, può dipendere dalla razza, ma dipende anche dall'individuo, ok? Quindi io ad esempio, che ne so, aspetta che ci devo pensare, devo stare attenta. Vabbè, nel frattempo chiacchieriamo d'altro. No, Ci io ho dici. un meticcio, ok, sì, ho un meticcio che sto seguendo, che è un incrocio di Labrador, Che normalmente è bravo. ok, che è appunto quello che, esatto, si dice, no, il Labrador buono, non esistono cani buoni o cattivi, Vabbè, comunque sia, che mansueto. tutti dicono, lui ha un'aggressività parecchio alta, ok, quindi stiamo lavorando con i proprietari nella gestione di questo. Quindi, insomma, così come Un Labrador non è, come dire, nella nostra idea un animale, un cane aggressivo, così anche un dogo argentino non è aggressivo. Può diventarlo
come caratteristiche. Tutti i cani sono potenzialmente sono aggressivi. tutti potenzialmente aggressivi. Sì, cioè Anche tutti il i cani, Chihuahua, tutti i cani hanno la dote naturale dell'aggressività, come ne hanno altre di doti gli esseri naturali. umani. Bravissimo. Possiamo parlare di dialogo delle parti anche con i cani. Cioè? Il voice dialogue. Ciao Antonio, il voice dialogue dei cani, perché non lo Chi è affrontiamo Antonio? questo? Antonio Palma, il primo episodio che abbiamo pubblicato, vabbè, con lui non abbiamo parlato di dialogo delle parti, ma lui è un coach esperto appunto di voice dialogue, che mi ha insegnato a capire che noi esseri umani, questo te la do come spunto, Mhm. abbiamo le due parti, no? Una parte prevalente e una parte rinnegata nel nostro essere, ok? Ok. Quindi noi normalmente siamo in un certo modo, ma abbiamo una parte rinnegata che è un'altra storia. E quindi faccio un esempio banale: io sono una persona molto calma, tranquilla, posata, che mi comporto sempre a modo, ma devo considerare che la mia parte rinnegata è quella parte che magari si arrabbia quando sta guidando e gli passa una persona davanti, frena di colpo, Ah. dentro di sé c'ha questa voglia di uscire, no? E tendenzialmente cosa facciamo noi? La rinneghiamo, cioè gli teniamo un coperchio sopra in modo tale che non venga fuori perché non è opportuna. Sì. Il voice Ho dialogue capito. insegna che la parte rinnegata va ascoltata. Ah. Quando tu hai un impatto, senti che qualcosa non va bene, ora ho fatto l'esempio del quando guidi la macchina e ti passa qualcuno vicino, perché è proprio il caso più evidente, però anche quando noi stiamo con una persona che c'è una cosa che non ci piace, sentiamo un impatto dentro, lo dobbiamo ascoltare, lo dobbiamo onorare, perché evidentemente ci sta dando un po', ci sta parlando, ci sta dicendo guarda che a te questa cosa non va bene. Mhm. E se tu continui sempre a dire stai zitta, non è così, per favore non farmi uscire di testa, uffa, e mettere quel coperchio alla nostra parte rinnegata, prima o poi quella esplode Ok. e magari faccio un'azione criminale. Beh, allora, da persona che ha fatto tanta psicoterapia nella sua vita, io sono convinta che la rabbia sia un'emozione legittima. Certo, Ma come tutte le emozioni, cioè sono tutte Da legittime onorare. e vanno validate, sì. La cosa ovviamente, ce l'ha anche il cane? certo, Ok, bello. sì, certo. Antonio, dovete lavorare insieme, secondo me. Potrebbe essere uno Figo. spunto. Minchia. Guarda, ma io lo sai che sto collaborando con una psicologa che sta facendo anche la scuola di psicoterapia, Claudia Salvago, posso dire il suo nome, bravissimissima, siamo amiche ed è super brava. Vogliamo fare delle attività insieme, anche proprio di sensibilizzazione, qualche corso, perché ti dirò questa cosa che è, cioè, alla base del lavoro che faccio io. L'emozionalità del proprietario, quindi tutto quello che ha a che fare con le sue emozioni e il Si suo modo riversano di gestire, assolutamente sì. Ah, lo vedi. Cioè, da poco mi è capitato una proprietaria che è venuta da me e mi ha detto il mio cane ha queste ansie, queste paure, e lei era molto agitata, tipo ha paura degli altri cani, ha paura di ok. determinati rumori, ha paura delle persone. Io ho sperimentato, quindi ho inserito altri cani, ho inserito delle persone sconosciute. Per vedere i comportamenti. Sì, e mi sono accorta che l'ansia era di lei. Cioè, bellissimo. E io gli ho detto, E l'ha aspetta. accettato? Sì, è non stata si è fighissima, rifugiata, non è cioè un così, percorso, non è così. no, un percorso fighissimo. Perché molte volte quando noi abbiamo il legame con il nostro cane, comunque è un legame fatto di emozioni nostre e sue, cioè molte volte anche la scelta di adottare un cane è dipendente da fattori emozionali, cioè perché io voglio un cane. Non lo so, mi serve un cane. Capito, cioè molte volte, quindi poi quell'aspetto emozionale che ci porta a prendere la decisione di adottare un cane è poi lo stesso che si riversa sul rapporto con lui nella routine. Certo. Quindi è importante. Io non sono, non mi occupo di psicologia dell'essere umano, per cui mi voglio rivolgere sempre a chi di competenza, e vogliamo infatti fare adesso in futuro proprio una collaborazione anche, cioè stiamo già collaborando, però vogliamo proprio fare dei corsi, delle cose, proprio perché io
posso aiutare in quello che è l'aspetto emozionale del cane e lei della persona, e le due cose sono proprio... È un buon punto di partenza. Sì. Se trovi un caso del genere dici ma probabilmente dobbiamo lavorare anche sul padrone, sul proprietario, che Sì, magari sì, ha sì. delle ansie, preoccupazioni. Sì, assolutamente. Guarda, un'altra cosa che mi è capitata da poco, questo ragazzo super dolce, carinissimo, che è un mio cliente più o meno fisso, perché con lui faccio anche dei servizi di dog sitting consapevole, lo chiamo io, quindi io... Dog sitting? Consapevole. C'è anche inconsapevole. No, nel senso che la figura del dog sitter, ci sono tanti dog sitter, no? Ok. Però la figura di dog sitter, quando poi diciamo studia anche il comportamento del cane, cioè io quando faccio delle passeggiate come dog sitter per un cane, mi occupo anche di poi aiutare il proprietario a leggere, cioè un po' meglio il suo cane, nel senso, ok. quindi magari no, ad avere qualche skills in più per imparare a gestirlo e quant'altro. E quindi magari è più, cioè una roba un po' più a 360 gradi, cioè non mi limito solo a fare la passeggiata, ma magari facciamo, sì, magari facciamo anche delle passeggiate insieme al proprietario, le integro, poi vado a riportare poi un'analisi di ciò che ho visto, fatto, eccetera, eccetera. Comunque, e con questo cliente, con questo ragazzo, noi abbiamo fatto questo genere di lavoro. E lui ad esempio guarderà tra l'altro sicuramente, però è una cosa bella quella che voglio dire, cioè lui da poco mi ha detto: io mi sento in colpa, mi sento sempre in colpa perché secondo me io non dedico al mio cane, che adesso non faccio abbastanza tempo, mi sento in colpa perché secondo me magari in un'altra vita, no, poteva trovare qualcosa di meglio. Io questo rapporto invece lo leggo in una chiave completamente diversa. Questo cane è assolutamente, perché poi succede anche quello, succede anche il contrario, cioè non è che tutte le relazioni tra cane e proprietario sono disfunzionali, questa è una relazione fighissima, cioè e lui non lo vede. Davvero? Perché è ansioso, ok, perché la sua insicurezza poi insicurezza detto in maniera affettuosa, non è mai abbastanza. esatto, quando invece il suo cane ha con lui un legame che io spererei di vedere in tutti i proprietari che vengono da me, cioè proprio è un rapporto molto funzionale, un rapporto che non è per niente tossico, non ha lati tossici, è un rapporto di libertà, di rispetto, di amicizia, di collaborazione, è una figata. Beh. Poi che ci siano delle cose su cui andiamo a lavorare, sì, ci sono, però è una figata, quindi per quello che dico, a volte le nostre emozioni Confondono. sì. Quindi tu fai proprio un'analisi anche, diciamo, precedente o quantomeno contemporanea, non contemporanea, cioè tu vedi quando vengono da te un cliente che poi è un padrone di un cane con il cane, tu vedi anche come si comportano tra di loro per capire se c'è qualcosa. Sì, Okay. certo. E infatti quando poi è necessario, se si parla di casi particolari ovviamente, io consiglio andare in terapia il proprietario. sì, senza che questo sia cioè nel senso non è che no, esatto, cioè magari se mi capita che il proprietario mi dica io non riesco, cioè ho capito il cane, ho capito la dinamica, ho capito, ma che ne so, soffro di ansia o questa roba qua dentro di me, io allora gli dico: io non mi metto a dire a te come gestire questo, no, ciao. Perché non parlo di quello che non studio, cioè non sono una che dice tu, cioè no, a quel punto questa è una roba tua e poi c'è la roba del cane, che sono due cose diverse. Quest'estate ho visto un signore con un gatto al guinzaglio. Senti un po'? Che figo! Che figo! E questo gatto era anche bravo. Sì, cioè, sì. certo, aveva un guinzaglio molto lungo, ma con i gatti cosa si deve o si può fare? Allora, come ti dicevo, non voglio parlare di cose che Ma dai, non un mi... parere tuo, un parere. Allora, Se no, che un chi lo parere chiedo, personale, allora io collaboro con una ragazza che è una consulente della relazione felina, si chiama Cioè, consulente della esistono? Assolutamente Lo sì. vedi? Quante Il cose scopriamo? corrispettivo
dell'educatrice cinofila. C'è l'educatrice Si felina. chiama consulente della relazione felina. Wow. Ok. Lei si chiama Federica Zucca. Su Instagram si chiama Maledugatta, fa troppo ridere, è Maledugatta. bellissima, è troppo toga. Maledugatta. E lei mi ha insegnato tantissimo, perché anche su questo per me è molto utile. Molte volte mi contattano per inserimenti di un cane in una casa dove c'è anche un gatto o viceversa, no? Quindi allora io dico, ok, tu mi leggi il gatto e io leggo il cane e riusciamo Ah, a... e lei legge il gatto? Certo. No, vabbè, posso Certo. intervistare anche lei, sono curiosissimo. Sì, anche se non vive in Sardegna, però spesso torna, è qua. No, dici. Assolutamente No, perché sì. sui gatti c'è deve essere un mondo C'è pazzesco. guarda, abbiamo delle idee sui gatti. Io sono la prima, perché io con la strada verso casa noi ci siamo occupate toglievate sempre anche di i gatti. gatti? Ora abbiamo prevalentemente cani, gatti non ne trattiamo perché abbiamo lo stallo per i cani, ma per i gatti no, abbiamo un piccolo spazio in un posto privato che abbiamo adibito a piccolo rifugio per cani e non per gatti, anche perché essendo io la presidente io ho deciso di focalizzarmi su quello che io conosco, ok? Brava. Quindi Brava. per il resto non voglio fare quella che vuole salvare il mondo e poi magari non ne ha le competenze, quindi se hanno bisogno, cioè se c'è un caso, di riferimento, appunto, sì, fai quello che puoi sì, fare. diciamo certo che se ci contattano nell'associazione, non nel mio profilo di lavoro, Ok. se ci contattano per un gatto che sta male, che ha bisogno, capita ovviamente di intervenire, ci mancherebbe nelle nostre possibilità di volontariato, perché è sempre volontariato, però facciamo prevalentemente cani, ma quando abbiamo gatti io mi rivolgo a lei e lei io mi sono sentita proprio ignorante, cioè nel senso che proprio io quando ho iniziato a imparare da lei, che ha studiato proprio come ho studiato io per i cani, io mi sono proprio guardata allo specchio e ho detto a maggior ragione gatti chi non li studia non li dovrebbe trattare. Ma ci sono altre maleducatte in Sardegna? A Guarda, Cagliari? io conosco solo lei. E sta dove? Lei adesso sì, è fuori all'estero a lavorare, Ma però non è torna sarda? spesso qua. Sì, sì, Ah, è sarda, sì, sì. Ma non c'è una scuola felina, di C'è una educazione scuola, ma non in Sardegna, infatti lei è andata fuori e No, si dico, studia... un analogo tuo non c'è. No, ma sui gatti siamo indietro, Siamo indietro Siamo molto, indietro. perché è pieno di gatti. Siamo indietro anche molto sui cani, figurati sui gatti, sì. Ma poi per Sì, che sì, cosa? Perché ovviamente io ho avuto gatti da piccolino, li conosco come ho avuto cani. Il gatto, vabbè, è molto indipendente, è molto per conto suo, è molto particolare. Ma ho visto gatti che hanno instaurato un rapporto col proprietario pazzesco. Pazzesco. Sì, sì. Questa cosa potrebbe essere un po' più diffusa a livello proprio di cultura felina. Sì. Che il gatto non è un soprannome, non è una Assolutamente cosa da mettere sì. in casa, fa gli affari suoi, mangia quando ha fame, dorme quando vuole. Ciao. Bravissimo, Si può creare un rapporto. Assolutamente sì. Bella sta Per quello che ti dico, io mi sono sentita ignorante perché quando io avevo 18 anni, il mio primo fidanzato e la mia amica storica mi avevano regalato un gatto. Ma a 18 anni io stavo iniziando a fare volontariato, poi poco dopo ho iniziato a studiare per i cani, eccetera, quindi cioè di gatti ne sapevo ben poco e mi sono affidata più che altro a quelle che erano le dicerie, le teorie, le idee del mondo del volontariato, che è un mondo a sé, cioè un conto è il mondo professionale, quindi il mondo dello studio del cane e del gatto, un altro conto è il mondo del volontariato, che sono due cose che sono diverse e in Sardegna spesso non combaciano tra l'altro, cioè non generalizzo perché ci sono volontarie e volontari incredibili, anche proprio che si mettono in discussione, che iniziano a studiare, però ci sono anche tante persone che, come ho fatto io all'inizio, che si improvvisano, che cominciano e poi però non si evolvono, no? Quindi rimangono lì alle le credenze, io ho sempre fatto così, il gatto, il cane l'ho sempre gestito così e continuerò a fare così. Questo secondo me è sbagliato. È sbagliato perché invece iniziare a studiare, se questo comunque è quello che vuoi fare, è importante, perché poi ci sono di mezzo esseri viventi e parlo io che ho sbagliato, cioè io
se mi guardo indietro, i primi anni di volontariato ho fatto delle cazzate, e lo dico senza mezzi termini, Normale. che mi ricordo bene e da cui ho imparato tanto. E lì mi sono messa a studiare, ho detto ma qui, cioè, che cosa ho sbagliato, che cosa posso Dove posso migliorare? migliorare? Sì, e da lì è iniziato tutto. E secondo me questo è giusto, perché altrimenti si rischia poi di rimanere nel loop di sì, ho sempre fatto così, però cosa stai risolvendo Bravo, effettivamente? Ciccia, un'ora, non sembra vero, ma io chiacchierare, Te a l'ho me detto piace io, chiacchierare, e anche tu a poi me. ne hai di argomenti che mi Mm-mm. stai stimolando, ma dobbiamo arrivare a un punto che è quello di finale, e tu lo sai perché hai visto le puntate. Io faccio una domanda a tutti e ti faccio pensare a una parola che inizi con A e che possa un pochettino essere da chiusura a questo episodio. Ti dico quindi A come? Ambiziosa. Wow, ambiziosa. Mm-mm. Sì. Ambizione, ho paura che me l'hanno già detta. Sai che non me lo ricordo però, ambizione, ambizione. Sana ambizione. No, Sì. me l'hanno detta, porca miseria, sì. Un'altra? Però l'abbiamo detto, sei ambiziosa, Sì, in maniera sana. perché voglio continuare a migliorarmi, per questo. Voglio continuare A migliorarmi. migliorarti, brava. Un'altra parola. Un'altra parola. Cioè, te la scrivo su WhatsApp. No, devi dirmela. No, non fa. Abbiamo ancora il tempo che ci vuole. Però ambiziosa, ambiziosa. Dai, tu che un po' mi conosci, fatela bene di me. Perché vabbè. poi con la A. Guarda che ci sono 5.700 parole con la volume del dizionario Treccani. Ho fatto apposta perché ho detto ma quante parole ci possono essere. Ho pensato a fare un'altra cosa, te la spoilerò qua. Questa è la prima stagione, la seconda è B come. E poi mi faccio tutte le lettere dell'alfabeto. Figo! Perché non fa. Certo. Comincio a avere difficoltà quando dico B, A come, tutti. E cosa devo. E poi devo aiutare io l'ospite ogni volta. Ma forse mi hai detto quello. No. A come. Boh. Cri cri, cri cri. Vabbè, ti potrei dire animale, ma non fa. No, animale non sei. Cioè, poi non è tu. Cioè, o ti occupi di quello. Al massimo. Come. Perché poi non mi piace neanche la parola animalista, cioè la posso dire, ma non mi piace, non è... Animalista? In che senso? Coloro che si occupano di animali, in quel senso? Gli animalisti? No. Sì, però non è, animale, non è no, un termine poi che mi piace c'entra molto. nulla. Aiutarti. Da qui devo ripassare, giusto? Fare il torno. Cosa mi chiedi? Se segui me andiamo a Oristano? Giura, non sei... No, sei andata a non hai vivere a capito. Sesto, non riesci a... Con Maps vivo. Google Maps, La perfetto. mia vita, Google Maps, sì. Non possiamo dire addestrare perché non ti piace, No. che non ti appartiene. Io avevo pensato a quello, ma ingenuamente. Vabbè, non importa, ci verrà in mente. Ci verrà in mente. Una cosa ti volevo chiedere. Mhm. Stai facendo l'imprenditrice adesso, giusto? Ti appartiene? Sì. Io non so fare la dipendente, questo l'ho capito e credo l'abbia capito anche tu. Sì, non sei adatta a quello. No, Non sei ho adatta. fatto la dipendente tanti Per anni. diverse volte, non una. Sì, per diverse volte E l'hai capito. e l'ho capito, sì. Quindi Ma bisogna fare da dipendente per poter capire. Cioè, sì. io non consiglio mai a nessuno, quando mi capita di parlare con ragazzi che mi dicono voglio fare l'imprenditore, ma hai mai fatto il dipendente? No, allora prima fai il dipendente, poi così vediamo se capisci. E viceversa, Sì. voglio fare il dipendente. Faccio l'imprenditore. Sì, No, è devi vero. fare le due esperienze perché sono importanti. Ora che stai facendo questo, torneresti indietro? Assolutamente no. Cioè, tutto quello che ho fatto mi è servito veramente, ma perché poi sembra una retorica, no? Perché se sono dove sono adesso, cioè, però è vero, nel senso che effettivamente io mi sono accorta che anche quando andavo a lavorare, anche nelle esperienze che conosciamo entrambi e quant'altro, cioè non ero, è come
cioè come se non mi sentissi me stessa al 100%, cioè la me, nel bene e nel male, Certo. non ero nel pieno Delle tue possibilità. Sì. Bello, no? Invece ora mi sento così, infatti per quanto ci siano stress diversi, perché comunque fare poi l'imprenditrice, essere libera professionista porta ovviamente ad avere delle rotture di scatole, degli stress completamente diversi, Enormi. perché poi ripeto, non è che finisci quelle 8 ore, torni a casa e stacchi, per dire, ma questo è un esempio, ce ne sono anche altri. Anche il rischio, anche la paura, no? La paura, il mese prossimo speriamo bene, cioè nel senso col mutuo e tutto, ok, però non ha, cioè il modo in cui mi sento non ha prezzo Sei proprio. appagata? Assolutamente sì, sto vivendo proprio un momento di vita meraviglioso, devo dire la verità. Ah, come appagata? Appagata, sì, Ti piace? mi piace, sì, Appagamento. è giusto. Ah, facciamo così, controllo. Mhm. O sei A come appagata o A come ambizione. Ok? Ok. Perfetto. E sei felice? Sono felice. Per quanto la felicità poi sia fatta di momenti, non è che uno è 24 ore su 24 felice, però sono in equilibrio, sono serena. Non posso dire di avere tutto quello che voglio dalla vita, perché quello secondo me non si raggiunge mai. Cioè c'è sempre qualcosa che Beh, dici... l'ambizione vuol dire andare sempre a Esatto. alzare l'asticella. no? Esatto. Ah, come asticella. Asticella, figo, Ti piace? bravissimo, sì. Wow, trovata. Sì. Quindi, Sicuro cioè, che non l'ha detto nessuno, dai. esatto. E quindi vuoi sempre andare avanti. Sì, oltre. perché c'ho sempre quella roba adesso che dico l'anno prossimo voglio fare questo progetto nuovo qua, ma sia nell'ambito professionale che personale, cioè No, è quindi tutto insieme. sì, esatto, quindi voglio mi piace raggiungere. dirtelo, ma quando hai un'attività imprenditoriale Mm-mm. propria, personale e imprenditoriale tutto insieme, non c'è Esatto. più differenza, perché sei tu, poi Esatto. hai scelto anche di chiamare la tua attività Ilaria Bandini, cioè il tuo Sì, personal sì, branding sarà il motivo per cui quello che fai è quello che sei. Mm-mm. E sono inscindibili le due cose. È vero. Ed è molto bello quello che hai fatto, perché diciamo che questo modo di fare personal branding è un po' più maturo, no? Lo fanno le persone che sono già a un livello avanzato, anche nell'età. Mhm. Mentre nei ragazzi tutti vogliono trovare il nome particolare, l'inglesismo, Sì. le frasi difficili. Invece hai fatto una bella scelta, se posso permettermi la condivido Grazie. e so che funzionerà. È un po', per esempio, quella norvegese, come si chiama? E lei il Il riferimento. suo nome, sì. Capito? Hai fatto bene. E ti auguro anche di trovare una linea tua, perché ovviamente avrai le contaminazioni Sì, da varie... certo. Sì, io ho collaborato anche con diversi centri cinofili in Sardegna, non solo con quelli che ho citato, e ho trovato tuttora, quindi c'è tanti spunti di riflessione super mega interessanti, assolutamente. Quanti centri ci sono in Sardegna? Molti. Sì, Ma molti. che fanno la scuola, che fanno una scuola di educazione? No, che fanno formazione. Tu dici che sono educatori Come te. cinofili? No, ce ne sono molti educatori cinofili, però alcuni hanno il centro, altri sono soli, alcuni lo fanno, cioè, in maniera sporadica. esatto, la maggior parte comunque sono professionisti che comunque lo fanno anche in maniera integrativa ad altri lavori, ad altre passioni, eccetera. Invece altri sono più strutturati, cioè dipende comunque da... Sì. Però ce ne questa sono professione ha margini di crescita, di sviluppo? Secondo me sì, cioè io penso di sì. Poi, allora, è un lavoro che se uno lo comincia, perché da poco mi è capitato, ma quanto si guadagna facendo l'educatore cinofilo? E io non te l'ho chiesto. No, perché è una domanda ricorrente. Ma trovi lavoro? Ma mi conviene farlo? Lo trovi lavoro? No. Se tu parti così io ti dico già non farlo. In tutte le cose così. Non farlo. Brava. Perché io non ho iniziato pensando che ne avrei fatto il mio lavoro. Io ho pensato questo è quello che mi piace. Non so che cos'altro mi piace così tanto. Mi piace questo. Poi dopo è diventato il mio lavoro. Brava. Ma altrimenti no. Quindi secondo me, per me ha molti margini di crescita. Io, cioè, se mi sono
potuta comprare casa è perché faccio questo lavoro, altrimenti io solo con le cose extra che facevo, che faccio ogni tanto, non avrei combinato nulla. Quindi per me sì, però non puoi fare questo lavoro per soldi, è impossibile, non ottieni nulla. Sai che ci lasciamo così, perché questo è un bel messaggio. Bisogna lavorare, fare le cose che più uno ha dentro di sé, che ha nelle sue corde, ma il guadagno è secondario, nel senso che arriva quando tu fai le cose bene. Assolutamente sì. Brava. Grazie. A te e a voi. Grazie. Ciao. Ilaria. E ciao a voi. Ciao.